In queste puntate, Udin donde dai 100.000, fruzzi in fieste con gli arbui di Nadal, caccia ai tribunal, 1 ora gratis, in mostre i presepis di Valentinis, gli appuntamenti de settimane. Si chiama Utinum, che è il nome parlatin di Udin, il periodico che fa il ponte sugli snovis de demografia in città e che all'intorno in continuo l'andamento dei dati che riguardano la popolazione, che viot cresce il numero degli anziani, ma anche quello dei cittadini foresti. È importante per l'amministrazione tenere in giornata il quadro di popolazione, perché questo argomento anche a impostare le politiche, per esempio di assistenza agli anziani o che per i frus. Come gli anziani in città sono passi 24.000, un udinese su 4 ha quindi più di 65 anni. Dal censimento del 2000 in qua, i vieri si sono cresciuti dall'11%, quasi 4 volte di più di che è stata la crescita della popolazione, ben a stai il 3%. Purtroppo sono tanti casi dove i vieri si vivono di besoi, e questo è un elemento che è un lavoro rilevante per la politica sociale del comune. Sono 1.350 gli anziani solo dai 65 anni che si trovano in questa situazione, 4 su 5 sono femmine. I quartieri dove invece la popolazione è più giovane sono Cusignà, San Paolo e San Sualt, dove la presenza di fantaccini sotto dai 15 anni è pari dal 12%. Come di tradizione, si è da volta la festa degli alberi di Nadal. Le aree albiere dal centro polifunzionale di Via Forces Armadis, gli arles de scuolis del quartiere Aurora si sono disfidati in una gara di arbui di Nadal. La tradizionale iniziativa in maniera di terza circoscrizione, la passa in Gotthard, è arrivata alla 9ª edizione e ha chiappato dentro gli scuolis Fritz, Girardini, Forte e Papa Giovanni Vigliesi Trierch, con scambi di messaggi di auguri e l'accompagnamento dei scornamuses dai Fur Club. Dal corso dell'evento è stato distribuito il calendario 2010 realizzato sul progetto dei scolari. Ai messaggi augurali di festa degli arbori di Nadal si è giuntata la voce dai dirigenti didattici che hanno ringraziato tutte le realtà che operano in solidarietà per rendere più vivaroso per tutti il nostro Nadal. Una buona nuova per tutti che frequentano la città. Metti la macchina e le strutture sottiere di via Andreuzzi e dal Tribunale o in tal park macchinis di via Caccia sarà solo nuie per prime ore dal dopomistì, des 2 ai 9 di sera. La zona comunale ha deciso questa sperimentazione che ha l'andretta all'obiettivo di sburtare gli automobilisti a che poi per macchine d'ogni dal centro. Ma senza girare vuoi da tora al centro storico, roba che fa crescere il traffico e l'inquinamento. I DAS che ha comunicato SSM e mostrano che da spomesdila inte dopo di manco le strutture che convengono a parcare le macchine. Perché il comune ha voluto sburtare già ormai dall'inizio del 2010 un loro uso più irrazonato. No, poi essi una mostra più natalizia di che si doveva volere a Palazzo Giacomelli fin 3 maio in 9 di gennaio Calvin. La esposizione è di fatto dedicata a una raccolta delle natività di Umberto Valentinis, artista di Artigne, che l'ambiente si presepi in paesaggi fantastici, in forme di elementi naturali. Lidris, scussis, fonks, musclis e claps. Sono presepi di artisti che si presentano come portativi. Gli ambienti naturali montani di avas di aga e neve rosade, in una cornice di glace, si presentano sotto di una luce di luna. La narrazione si ispira ai Vangeli canonici ma anche agli apocrifi e alle devozioni popolari che in Friuli è un lavoro in Lidrisade. La natività chiappe dentro, dai presepi di Valentinis, anche i fasi che vengono prima da Spo. Così non sarà difficile riconoscere le figure di annunciazione, di visitazione, e anche il strage da innocenza e la fuga in Egitto. Si potranno anche individuare allusioni a episodi della vita di Cristo, a sua passione, morte e risurrezione. Gli appuntamenti delle settimane. Concerto di Nadal della Società Filarmonia con l'ensemble I Virtuosi di Aquilee, musiche di Mozart e Schubert,
Lunedì 6 21 di dicembre ai snufman con un quarto di sera t'eglesi di San Pieri. Nadal dal Mont. Concerto di Vos Blanchis dal Cor de Scuole Garzoni. Marta 6 22 di dicembre ai 5 da spomisdì al Palamostra. Concerto dell'Orchestra Mitteleuropea diretta di Paolo Paroni con Lucio De Gani al violin. Musiche di Bruch e Haydn. Mercoledì 23 di dicembre ai 5 e mezzo da spomisdì al Teatro Nuovo. Concerto di Nadal. Domenica 27 di dicembre ai 6 di sera all'Eglise di Sant'Antonio e Recce. E ad oggi altri, da redazione di Udine Conte, buon Nadal!